Dal Comunale Circilai, buon pomeriggio, da Luigi Falqui con me a cura delle immagini che vi stiamo trasmettendo in diretta. C'è Riccardo Carta, pronti a raccontarvi Barisardo Ferrini nella 24esima giornata del campionato di eccellenza. E allora Aureliano potrebbe fischiare da un momento all'altro. Ed è cominciata la partita, primo pallone all'indietro, quasi azione da football americano. Guglielmone con la testa, ma sbaglia il passaggio del 2, poi senza commettere fallo Sanchez. Di prima Oli per Sacco, si inserisce Oli, buon pallone per lui, Oli può calciare, finta, c'è sul mancino e la mette dentro, si sblocca la partita, mentre subito le immagini devono essere puntate su Sacco che è infuriato, poi mani sul volto, forse un colpo, difficile capire come sia iniziata questa situazione, neanche il tempo di fare festa per il Barisardo, situazione che sarebbe da ricostruire. C'è anche il rosso a Boe e quindi Aureliano avrà visto una gomitata o un pugno, ma adesso un obiettivo della Ferrini potrebbe essere quello di acquisire in qualche modo la parità, almeno numericamente, di testa Figos. Brivido alla difesa del Barisardo con il colpo di testa del 22, ha fischiato Aureliano. Vassacco la allunga sopra la traversa Manis, insidiosa perché ha fin di traversa. Sono in 6 della Ferrini dentro la di rigore, Carboni sempre fuori, la ribattuta, la palla è per lui stavolta, forse lunga, Carboni al volo, grande coordinazione, palla colpita forse perfettamente. Sanchez non trova Mastro Pietro, Scioni alla fine perde il pallone con Sacco e Mastro Pietro fanno ripartire l'azione del Barisardo, loro provano anche a svilupparla, poi il tocco per Oli che passa incredibilmente, Oli davanti a Manis, Oli 2-0 Barisardo con grinta e determinazione, Oli trova il gol che può definitivamente lanciare il Barisardo verso i 3 punti. Vediamo se sul 2-0 Bonomi sceglierà di effettuare la prima o le prime sostituzioni di questa partita. 3 invece quelle della Ferrini fino adesso. Il tocco per Poda che può calciare, è arrivato il gol dell'1-2, manca dirlo, la partita è ancora apertissima nel momento più difficile. Ci ha pensato Poda a dare un senso al resto di questa sfida. Aureliano controlla che siano tutti fuori dall'area di rigore. Palo di Poda, ha già fischiato Aureliano, va Osai a metterla in mezzo, colpista di Pedina, palla sta lì, Bonu ha segnato, Bono ha segnato il 2-2 la Ferrini in 10 contro 11 dal 25esimo nel primo tempo. E adesso occhio perché la Ferrini gioca anche per vincere, ma anche il Barisardo ovviamente che è obbligato ad attaccare e va con Nunes, gioca contro uno con Muno, Nunes c'è sul sinistro, calcia la mano di Manis a metterla in calcio d'angolo e Sacco va via Sanchez, Sacco cerca il tiro, la palla si abbassa, va sul fondo e con questa punizione si chiude la partita al Circilai, pareggiano 2-2 il Barisardo e la Ferrini.